Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Dopo la notizia del ritorno in Italia di Chico Forti si riaccende la speranza per la famiglia di Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta, detenuto in Romania da 8 mesi. La strage di Altavilla Milic, continua lo scambio di accuse tra la coppia di predicatori e Barreca. Intanto le indagini si concentrano sulla 17enne, unica superstite insieme al padre, che interrogata si è contraddetta più volte. Si allarga lo scandalo dell'università fantasma della Bosnia. Tra gli studenti c'è chi ha pagato le rette che sono costate anche più di 100.000 euro. Sono pronti gli esposti per il sequestro dei beni. Bullismo dilagante in Sicilia, l'ultimo caso nell'Agrigentino, a metà con il revenge porn, e non mancano estorsioni e minacce social. Calcio buio pesto per il Palermo, sconfitto per 4-2 dal Brescia in trasferta e ormai lontano dalla promozione diretta in Serie C, colpo esterno del Messina che passa a Brindisi e sembra ipotecare la salvezza. Oggi Catania in campo contro il Monterosi. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con il caso di Filippo Mosca, perché dopo il ritorno, l'annunciato ritorno in Italia di Chico Forti, si riaccende la speranza per la famiglia del giovane di Caltanissetta, detenuto in Romania da 8 mesi in condizioni disumane. Il servizio è di Emanuela Corsi. Quando ieri ho appreso la notizia della risoluzione del caso di Chico Forti con il suo rientro in Italia, mi si è aperto il cuore e ho avvertito un senso di felicità. A parlare Ornella Matraxia, madre di Filippo Mosca, il giovane 29enne di Caltanissetta che dal 3 maggio 2023 è detenuto nel carcere di Porta Alba a Costanza, in Romania, dopo la condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Ritengo che l'Italia, che è un grande paese, debba anche pensare ai tanti connazionali rinchiusi nelle carceri di altre nazioni e detenuti in condizioni difficili e spesso disumane, come sta capitando a mio figlio Filippo, continua Ornella. La donna, che vive a Londra da mesi, si batte per l'estradizione del figlio, denunciando il trattamento disumano che Filippo ha subito in carcere. Ci è stato impedito di fargli avere persino una coperta, dichiara. Filippo si era recato in Romania con la fidanzata e gli amici a maggio 2023 per assistere al Sunwave Festival. Il giorno prima di rientrare in Italia è stato arrestato perché la fidanzata di uno del gruppo avrebbe fatto recapitare nell'albergo del Nisseno un pacco contenente 150 grammi di marijuana, chetamina ed ecstasy. Da 9 mesi, dice la donna, viviamo nell'angoscia quotidiana, ma abbiamo fiducia nel governo e nella diplomazia italiani, molto meno nella giustizia romena, che si è dimostrata superficiale e approssimativa. Purtroppo tanti italiani detenuti all'estero sono dimenticati. Noi continueremo a tenere accesi i riflettori sul caso di mio figlio, accusato di un reato che non ha mai commesso. Nei giorni scorsi i giudici romeni hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il prossimo 7 marzo è previsto l'inizio del processo d'appello. Adesso torniamo ad occuparci del caso di Altavilla Milic. Nel mirino degli investigatori c'è ora la 17enne, unica superstite, insieme al padre. È stata interrogata, si è contraddetta più volte, potrebbe aver avuto un ruolo determinante nel sanguinoso esorcismo costato la vita alla madre e ai 2 fratellini. Ci racconta tutto Manlio Viola. L'unica certezza è il tragico esorcismo. C'è ancora tanto da scoprire nelle indagini sulla strage di Altavilla, nella quale sono stati uccisi Antonella Salamone e i suoi figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni. Mentre il padre Giovanni Barreca, che continua a sostenere di aver agito per liberarli dal demonio, ora accusa la coppia di amici predicatori, Sabrina Fina e Massimo Carandente, che a loro volta vogliono adesso essere ascoltati per tornare ad accusare invece Barreca come unico responsabile. Gli investigatori si concentrano invece su Miriam Barreca, la figlia 17enne, unica superstite della strage insieme al padre. La ragazza ha cambiato più volte versione. All'inizio ha detto di aver trovato i fratelli morti una mattina quando si è svegliata, poi si è presentata agli investigatori ed ha confessato di aver assistito alle torture, ma non di avervi partecipato, sposando l'esigenza di liberare la casa e i suoi congiunti dal demonio. Ma il suo ruolo potrebbe essere ben più determinante di così, secondo gli inquirenti, e anche la procura dei minori la considera socialmente pericolosa, tanto da tenerla in carcere.
Nel vorticoso scambio di accuse irrompe infine anche l'attesa perizia psichiatrica che in una vicenda del genere non poteva mancare. La difesa di Barreca ha infatti ottenuto il via libera dalla procura. La perizia difensiva sarà effettuata dal psichiatra Alberto Caputo e dalla criminologa Roberta Buzzone. Adesso ci occupiamo dello scandalo del Bosnia Gate, le indagini si allargano, pronti gli esposti per il sequestro dei beni. Tra gli studenti cechi avrebbe pagato anche rette del costo di oltre 100.000 euro. Marco Gulla. Tutelare i ragazzi truffati è quanto dichiara uno dei legali del Bosnia Gate, lo scandalo sull'università fantasma fatto emergere dal quotidiano Repubblica. Il legale afferma: dimostriamoci compatti, incrociamo notizie e documentazioni da presentare alla procura di Palermo che ha già avviato un'indagine su questa università fantasma. Uno scandalo che si allarga giorno dopo giorno. Intanto la procura continua a indagare. Molti studenti hanno versato all'università fittizia oltre 30.000 euro prima di accorgersi che qualcosa non andava. Un ciclo completo per 5 anni di università costava anche 130.000 euro. Ecco perché i legali chiedono alla procura di Palermo il sequestro cautelativo dei beni degli eventuali responsabili del raggiro, soldi pagati a rate su conti correnti esteri. Intanto sono pronti gli esposti denuncia in procura e non querele, perché ancora non è chiaro chi abbia la responsabilità legale dell'università. Nell'anno 2022-2023 gli iscritti a questa università erano 250 e le rette andavano dai 6.500 ai 20.000 euro l'anno, e i circa 100 studenti che si sono laureati in fisioterapia, infermieristica e osteopatia non hanno poi potuto iscriversi agli ordini professionali. Insomma, beffati e truffati. Adesso ci occupiamo del bullismo che è diventato dilagante in Sicilia, l'ultimo caso nell'Agrigentino, a metà tra il revenge porn e appunto il bullismo. Non mancano le estorsioni e le minacce social. Il servizio. Da una parte i compagni che riprendono con i cellulari un ragazzino che si masturba e il video diventa virale a scuola e non soltanto, dall'altro un adulto che con le minacce costringe un minorenne a pagargli il pieno di benzina, ma anche tanto altro che non balza agli onori delle cronache quotidiane. Gli ultimi episodi si sono registrati fra Agrigento e Caltanissetta, ma è ormai un allarme quasi quotidiano, quello del bullismo che ha travalicato i confini della ragazzata, incrociando altri reati come revenge porn, estorsione, minacce, atti persecutori. Un allarme che si propaga da internet alla vita reale, intrecciando fra loro fatti ed eventi trattati come scherzi, ma scherzi non sono e rischiano di segnare le vite delle vittime. Dei 5 ragazzini denunciati per aver ripreso il compagno e diffuso il video pone ancora una volta un tema scottante. Il vero problema è che i ragazzi non si rendono conto della gravità delle loro azioni. Secondo Don Ugo Di Marzo, parroco di Maria Santissima delle Grazie di Palermo Roccella e San Marco Evangelista dello Sperone, è docente della scuola di Vittorio dove è referente legalità, bullismo e cyberbullismo. Il bullismo molte volte nasce da goliardia e non si comprende il peso che quella goliardia può avere nella vita di un'altra persona, e allora dobbiamo educare i ragazzi all'uso consapevole del cellulare, all'uso consapevole degli strumenti che hanno, ma anche e soprattutto al rispetto della persona e alla vedere gli uni degli altri. Nello specifico della vicenda agrigentina, insegnanti e genitori hanno intercettato il video e denunciato e 5 ragazzi adesso sono indagati, ma il vero tema è di natura sociale e non c'è ancora un protocollo efficace da attuare contro episodi che cambiano pelle e modalità ogni giorno che passa. A Catania a molti sembrava un affare, ma lo era solo per chi vendeva alla Ferrolune orologi di marca a prezzi stracciati, abbigliamento di lusso, tutto ovviamente falso, e una retata ha smantellato questa rete di falsari. Ci racconta tutto Francesco Triolo. Orologi di pregio, marchi di lusso importanti, Rolex, Patek Philippe, Cartier, IWC, prezzi da fare da 50 euro per i modelli più semplici ai 200 per quelli automatici, condizioni di perfetto funzionamento con un contributo aggiuntivo, anche i sigilli di garanzia. Non è uno spot, ma il mercato del falso all'ombra della Ferroluni, la famosa fiera nel centro di Catania. I militari e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 1000 pezzi, alcuni di pregevole fattura, che venivano esposti sulle bancarelle, pronti per essere smerciati e poi magari rivenduti, perché l'acquisto degli orologi contraffatti
avrebbe potuto aprire un canale di rivendita privata in cui i possessori dei prodotti acquistati al mercato potevano falsamente vantare il possesso di garanzie circa la legittima provenienza dei beni, alimentando il mercato secondario sempre più crescente sulle note piattaforme di commercio online. Un'operazione nata dopo un monitoraggio di diversi giorni, attraverso il quale è stato possibile anche individuare l'area di stoccaggio della merce nei pressi del mercato di Piazza Carlo Alberto. A gestirlo un italiano, adesso denunciato per contraffazione e ricettazione. Nello stesso locale sono stati trovati anche diversi capi d'abbigliamento, tute Armani, giubbotti Moncler, cappelli di Squared e Louis Vuitton, maglioni Ralph Lauren e 200 paia di scarpe di Nike per un valore complessivo di circa 100.000 euro, tutte naturalmente false. Nella Valle dei Templi di Agrigento, adesso ci occupiamo di un progetto sociale, 10 migranti minori non accompagnati sono diventati esperti di potatura e innesto, un passo concreto insomma, per la loro inclusione sociale. Il servizio di Davide Sarto. Vengono dal Gambia, dal Mali, dalla Costa d'Avorio, dal Burkina Faso, dal Bangladesh, dal Benin. Hanno tra i 17 e i 19 anni. Il bagaglio pesante di chi ne ha già viste tante e la luce di chi comunque ancora crede di avere una chance di realizzare il proprio sogno imparando un mestiere, inserendosi in una nuova comunità. Sono i primi 10 giovani non accompagnati presenti nel territorio agrigentino che hanno appena concluso il percorso di inclusione sociale, potatura e innesto. Le attività si sono svolte nello splendido scenario della Valle dei Templi, tra gli ulivi secolari da cui si ricava il prezioso olio di Odoros. Queste formazioni di potatura troppo interessanti, questo è molto importantissimo, mi piace. E mi piace molto questo lavoro perché va mi mostrare nel e sviluppo d'agricoltura. Questo lavoro mi piace molto. Il lavoro a potatura è buon lavoro, mi piace troppo. Il corso è stato organizzato da Al-Karub, cooperativa sociale di Agrigento, in collaborazione con l'Ente Parco Archeologico e l'azienda Valparadiso. Questo è un progetto nazionale che si svolge tra Torino ed Agrigento ed è rivolto a 60 ragazzi stranieri non accompagnati. Sono percorsi di formazione e di accompagnamento al co-housing per minori e neomaggiorenni nella filiera agroalimentare. Terminato il corso sarà possibile per le aziende interessate avviare un serio inserimento lavorativo dei ragazzi, in un contesto dove è sempre più difficile trovare operatori con competenze specifiche. Adesso ci spostiamo sull'Etna dove poca neve, nuvole basse e nessuna possibilità di sciare, ma i turisti e gli appassionati affollano ugualmente il vulcano più alto d'Europa per trascorrere una giornata lontano dal traffico della città. È andata per noi Eva Spampinato. Lo slittino c'è, la neve no. La neve manca effettivamente. E quindi che si fa? E quindi ci facciamo un giro più in alto che possiamo salire. La perturbazione degli scorsi giorni non è bastata per far arrivare la tanto attesa nevicata che potesse consentire l'apertura degli impianti sciistici a Etna Nord, così come a Etna Sud, lo vedete. Ma famiglie e turisti approfittano del fine settimana e della poca neve per trascorrere una giornata diversa. Siamo qui per farci un giro, giocare un po' con la neve, stile bambini. Pensavate di trovarne di più? In realtà sì, però non siamo delusi. Provate a fare un pupazzo di neve? Sì, stiamo provando. Come può vedere, diciamo, l'abbiamo raccolta quel poco che c'è. Anche la carota? Sì. È diciamo la tradizione del pupazzo di neve. Proviamo con la funivia a salire e vediamo se troviamo un po' di neve. Nello spiazzale si vedono i pullman carichi di turisti stranieri, ma anche di persone che arrivano da tutta la Sicilia. Questa, per gli operatori del settore sci, è stata praticamente una stagione fantasma. I commercianti confidano nella Pasqua. Ormai diciamo con la neve ora cominciano ad arrivare i turisti perché siamo vicini a Pasqua, quindi ormai siamo diciamo in piena stagione turistica, perché qua noi normalmente da marzo fino a ottobre lavoriamo sempre con i turisti. Ma una volta arrivati a quota 2500 metri lo spettacolo è sempre mozzafiato. Non solo slittini, anche bici. Assolutamente sì, da sempre, sia estate che inverno. Scaliamo un po' il monte fino a dove è possibile andare.
Vediamo del fumarole qui in alto nel cratere del 2011. Vediamo se riusciamo a vedere la magnificenza della Valle del Bove e poi andiamo giù dritti fino a Nicolosi a 800 metri. Meraviglioso, come sempre, l'immagine del vulcano sull'Etna, queste immagini sono straordinarie. Allora, un'area turistica dello Stretto per attrarre sempre nuovi viaggiatori e il patto siglato tra i sindaci di Messina e Reggio Calabria che insieme vogliono lanciare questo progetto, il servizio. Un'area unica, sinergie e mobilità per catturare nuovi flussi turistici e movimentarli tra le due città. È il patto dello Stretto, quello siglato tra i sindaci di Messina e Reggio Calabria, Federico Basile e Giuseppe Falcomatà. La presenza e il potenziamento con l'arrivo di Ryanair dell'aeroporto dello Stretto diventa l'occasione per promuovere una vera integrazione tra le due città. Ho cominciato a ragionare buttando giù non solo numeri ma anche relazioni progettuali, ci vedremo a breve, ci sono gli assessori che già stanno dialogando da un po' di tempo. L'area integrata dello Stretto, al di là del ponte sullo Stretto di Messina, è una realtà che viviamo a 360 gradi, quindi è chiaro che oggi abbiamo ancora più necessità di creare una sinergia. Sì, sull'aeroporto dello Stretto la Regione ha fatto un grosso investimento con Ryanair che porterà 7 nuove rotte da maggio, quindi questo ci obbliga a fare in modo che i turisti che arriveranno possano conoscere le bellezze della città metropolitana di Reggio Calabria, ma anche le bellezze di Messina e del suo litorale. Ecco perché bisogna ragionare insieme in termini di accessibilità. In attesa del ponte sullo Stretto se ne vuole costruire intanto uno turistico e culturale, ma anche di mobilità. Il mezzo importante per promuovere una vera integrazione diventa quella metropolitana del mare, allo studio su entrambe le sponde. L'idea della metropolitana del mare non è un'idea peregrina, è un'idea che accomuna comunque due parti della stessa faccia, perché questo specchio di mare che ci separa oggi è viaggiato da navi agli scafi, è un sistema di collegamento diverso, può e deve servire. Quindi... Lo Stretto polo attrattivo e baricentro del Mediterraneo, insomma, per una nuova e più avanzata dimensione internazionale. E allora si lavorerà su un piano di sviluppo per la creazione dell'area turistica dello Stretto con eventi musicali, culturali, turistici e sportivi. E adesso ci occupiamo del Teatro Massimo. 10 minuti di applausi hanno suggellato il successo della prima mondiale dell'opera lirica Il Berretto a Sonagli, appunto eseguito nel Teatro Vincenzo Bellini di Catania. Solo una pazza potrebbe dire al mondo ciò che sto per dire, che Ciampa è il capo di questa cosa vostra, canta Beatrice Forica in uno dei momenti chiave dell'opera liberamente tratta dal capolavoro di Pirandello, in cui emerge la denuncia civile contro la mafia e la disparità di genere. Una straordinaria intensità timbrica e armonica attraversava la partitura di Marco Tutino, sul libretto di Fabio Ceresa, sul podio Fabrizio Maria Carminati, la regia è di Davide Livermore. E su queste straordinarie note noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio, vedremo i gol che hanno condannato il Palermo e quelli che hanno fatto salire in classifica di Serie C il Messina. Ancora ben trovati, adesso apriamo la pagina del calcio, altra sconfitta per il Palermo, piegato per 4-2 dal Brescia in trasferta. Rosanero ormai davvero in crisi e lontanissimi dalla zona della promozione diretta, però rimangono sempre nella zona dei playoff. Marco Gullà. Il Palermo perde ancora, perde male, perde anche il treno per la promozione diretta e probabilmente adesso deve anche pensare a mantenere la zona playoff. Caduta libera, Rosanero sconfitte a Brescia per 4-2, una partita rocambolesca che si è giocata solo nel primo tempo, con 6 reti e un'espulsione, quella di Marconi che ha lasciato il Palermo in 10 al 20° della prima frazione di gara. Inspiegabili alcune scelte iniziali di Corini, che ha lasciato fuori Diachité, Ranocchia e Segre, così al pronto
pronti via dopo alcuni secondi e il Brescia a passare con questo gol di Borrelli. Il Palermo però reagisce subito, Di Mariano atterrato in aria e calcio di rigore, Brunori non sbaglia, 1-1. Gara vibrante, ricca di emozioni, Di Francesco dopo qualche minuto trova la rete del 2-1. Ma come succede spesso, i rosanero non mantengono mai il vantaggio, ingenuità di Lund, Marconi già ammonito fa fallo da ultimo uomo su Borrelli, rosso, Palermo in 10, la partita cambia ancora. Il Brescia trova il pareggio con questa parabola perfetta di Paghera, è 2-2, ma non è finita qui. Il Palermo non ha gioco, al 41esimo Borrelli salta e trova il gol del 3-2 di testa. Finale di tempo, autogol rocambolesco in collaborazione tra Nedelciaru e Di Francesco. Il risultato è il gol per le rondinelle, 4-2. Nella ripresa Corini prova a rimediare ma toglie Brunori per Mancuso, dentro anche Ranocchia. Il Brescia addormenta il match, i siciliani provano a rientrare ma non riescono ad accorciare, qualche occasione ma niente di più, sconfitta giusta e meritata. Il Palermo è in crisi e sonoro di Corini la società non ci pensa, si va avanti con l'allenatore bresciano. Adesso il Messina che sbanca a Brindisi e non si ferma più, a segno anche Capitan Ragusa insieme a Zunno. I giallorossi adesso vedono la zona playoff, il servizio di Sergio Colosi. La prima volta di Marco Zunno in trasferta con la maglia del Messina sarà ricordata a lungo perché la sua doppietta ha aperto la strada al successo di Brindisi che vale la salvezza virtuale e il sogno dei play-off. Zunno protagonista assoluto in Puglia, ha segnato i suoi primi gol stagionali lontano dal Francoscoglio dopo averne realizzati 4 in casa. L'equilibrio del primo tempo, con un Messina aggressivo e un Brindisi volenteroso e nulla più, si spezza al minuto 32 con un'azione individuale dell'attaccante di proprietà della Cremonese che di destro supera Saio. Il capitano Ragusa è nel suo momento migliore e al sesto della seconda frazione ripaga la fiducia di Modica con il raddoppio sull'assist di Emmausso. La ripresa è più interessante e si arricchisce del gol di Opola, ma la notizia è la disattenzione di Fumagalli, una rarità per il 30 giallorosso, sul colpo di testa del nigeriano. Per i numeri la partita è riaperta, anche se Modica con gli ingressi di Lia e Ortisi blinda le corsie esterne e il destro caldo di Zunno al 29esimo mette la parola fine sulla sfida del Fanuzzi, con i pugliesi sempre più ultimi e il Messina che torna a vincere a Brindisi dopo 75 anni. E dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia di Serie C, il Cadere adesso cerca continuità e va all'assalto del Monterosi. Lucarelli cerca dei 3 punti per risalire in classifica, il servizio di Marco Carli. Le parole e i fatti. Nella settimana delle conferenze stampa e dell'indispensabile passaggio del turno con il Rimini in Coppa, il Catania cerca un'altra vittoria sul campo. Domenica al Massimino arriva il Monterosi, lievemente in ripresa ma ancora in zona play-out, dove il Catania non può finire se vuole sfruttare il vantaggio acquisito in Coppa. Anzi, in classifica bisogna risalire in tutti i modi perché è il 15° posto dà il senso della stagione dei rossazzurri che dopo la bella serata con Rimini adesso cercano la svolta anche in campionato. Tante volte abbiamo in Coppa Italia fatto dei risultati importanti, poi purtroppo non siamo quasi mai riusciti a ripeterci in campionato nella partita successiva. I KO di Carmine, infrazione all'alluce che sarà valutato ulteriormente nelle prossime settimane, Quaini, lesione muscolare e Rapisarda, out da alcune giornate, oltre qualche altro acciaccato e l'impegno infrasettimanale di Avellino, aprono le porte al turnover, che ci sarà anche se la partita col Monterosi è considerata importante per le insidie che porta con sé e per la volontà di allontanarsi al più presto dalla zona calda della classifica. È una partita difficile e detto questo dovremo comunque senz'altro riuscire a portare a casa una vittoria che per noi sarebbe importante per sistemare anche la classifica in campionato, perché il fatto che abbiamo acquisito con la vittoria di mercoledì un posto privilegiato nei playoff non vuol dire che io in primis non abbia voglia di sistemare la classifica in campionato. Catania Monterosi sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino e interventi da studio. Dopo la partita, come sempre, le interviste ai protagonisti. Adesso ci fermiamo, il nostro giornale finisce qui, vi ricordo che subito dopo ci sarà la rassegna stampa curata dalla collega Emanuela Corsi, l'informazione su Antenna Sicilia invece ritornerà alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.